Un'altra cosa, visto che dopo succede, vabbè, adesso ci sarà il carnevale, non so se è previsto qualcosa anche per Padova, Sì, sì. non è ben chiaro, anche a noi poi ci sarà Pasqua e vari eventi. Si parlava delle bancarelle famose che erano per il centro, che verranno spostate, non ci saranno più. Voi siete contenti, non siete contenti di questo? Però rendevano comunque, sentendo anche le persone, gioiosa la città, un po' un'attrattiva, erano simpatiche, perché poi uno che deve comprare un capo firmato, certo che non è la concorrente della bancarella, diciamo, che ti vende l'oggettino o la sciarpetta, sembra anche strano che temessero questa concorrenza, o no? Lì io credo che ci sia stato un periodo, mi riferisco al periodo del sindaco Bitonci, in cui probabilmente si è esagerato con la presenza di questi mercatini. Praticamente c'era tutta la città, tutte le domeniche, stracolma di mercatini. E anche nella fase finale della giunta Bitonci c'era un ragionamento di riorganizzazione, razionalizzazione. Si doveva pensare evidentemente che non può esserci una città che tutti i giorni avevano dei mercatini. Da questo ad arrivare a una esclusione totale dei mercati, di queste bancarelle che devono avere determinate caratteristiche all'interno delle principali aree del centro storico, mi sembra veramente che sia un provvedimento poco adatto ai bisogni della città. Sicuramente le cose si devono fare, si devono migliorare, probabilmente era molto più utile imporre delle caratteristiche minime di qualità. Imporre delle caratteristiche minime di qualità per accedere in quelle aree avrebbe probabilmente migliorato quell'offerta, garantito che non ci sono tante possibilità, previsto che ce ne fossero alcune nell'arco dell'anno e quindi questo avrebbe sicuramente potuto essere utile anche per rivitalizzare alcune altre zone, perché l'amministrazione dice sostanzialmente noi vietiamo di fare i mercati in queste zone e li costringiamo ad andare in zone meno. Non succede così, nessuno va in zone che non sono appetibili, ci vanno quelli che non sono professionalmente qualificati, quindi il rischio di trovarci degli altri mercatini. Quello che avevamo sperimentato, che stava funzionando, è questo: tu vai a fare un mercato qualificato nell'area centrale, però ti obblighiamo ad avere una uguale qualificazione in aree meno importanti dal punto di vista commerciale, e questo stava funzionando, l'abbiamo fatto con alcuni quartieri. E questo stava funzionando, stava riqualificando alcune zone, lo stiamo ancora facendo sebbene in termini diversi. Ma rispetto a questo, magari qui tocchi un altro nervo scoperto che mi riguarda proprio un po' la mia esperienza. Io credo che i divieti nel mondo dell'impresa siano orribili. Non si fanno divieti nel mondo dell'impresa, si impongono delle regole, si mettono delle regole e si danno delle caratteristiche standard minime di qualità. Le Quello è il direttive, meccanismo. insomma, Fare un provvedimento come quello che è stato fatto, in cui si dice sostanzialmente che le bancarelle non sono consone alla immagine storica, urbanistica del centro storico di Padova, è un'offesa, io credo, pesante nei confronti delle bancarelle e degli operatori. Sì. Anche perché piacciono poi ai cittadini, Ma ai sì, ma la prima turisti, forma di insomma. commercio padovana è il mercato di Piazza delle Erbe. Sì. È la prima forma di commercio della città di Padova. Come si fa? E Prato della Valle. Piazza delle Erbe il mercatino di Piazza delle Erbe nasce dai contadini nel 1200. Andavano a vendere le loro erbe, quelli fuori dalle mura, andavano a vendere le erbe lì, le prime tracce sono quelle. Come si fa a non tener conto di quella che è la storia integrante del centro storico con i mercati? Assolutamente. Un'ultima questione, perché penso che il tempo stia volando. Le famose domeniche si sta rivedendo nuovamente, prima i commercianti favorevoli alla chiusura, poi si sono accorti che poi tirando una riga i bilanci davano un certo tipo di risposta nel fine settimana, ormai le abitudini sono cambiate, si torna indietro. Come la vedete? Primo, facciamo una chiusura su una questione che è fondamentale. La caserma Prandina, l'ex caserma Prandina, deve essere ridestinata a parcheggio. Lo sarà secondo lei? Sì, lo sarà. Lo sarà sicuramente, non c'è alternativa e su questo sarebbe assurdo che l'amministrazione comunale non trovasse a breve una soluzione. Sarà Tutta la sicuramente settimana? Quindi. Tutta la settimana, tutti i giorni, sarà sicuramente in futuro destinata un'area polifunzionale, ma il parcheggio in quella zona è fondamentale, completa la corona. Va ad ovest dove non abbiamo assolutamente nulla in questo momento. Per quanto riguarda le domeniche, allora, noi abbiamo raccolto a suo tempo oltre 300.000 firme insieme con la CEI per chiedere il ripristino della legge, che attenzione non vuol dire chiudere tutte le domeniche o tutte le festività, significa darci delle regole che tutelino una libera concorrenza tra
piccola distribuzione, grande distribuzione ed e-commerce oggi. Questo significa introdurre un minimo di regole. L'e-commerce non è regolamentato. Non è detto, esatto. Questo è un altro dei temi. Sta sfregando le mani dalla gioia. Ecco, questo è un altro dei temi. L'e-commerce in questo momento sta viaggiando, come altre forme di servizi e di commercio, in una rete che non è regolamentata e che va invece coordinata e regolamentata, perché c'è un'indagine che renderemo pubblica fra non molto. L'e-commerce non vuol dire che io schiaccio un pulsantino, pago ed è tutto chiuso. È una delle forme di distribuzione più inquinanti che esistono in questo momento, a proposito dell'inquinamento. Perché dietro l'e-commerce c'è il pulsantino che io schiaccio, ma c'è un centro servizi, c'è una zona di smistamento, c'è un'area logistica e ci sono decine e decine di furgoncini che viaggiano per consegne anche minime, perché vanno a consegnare, l'ultima la raccontavano in questi giorni, 6 uova sono andati a consegnare fresche a un altro. Pensate cosa significa in termini di inquinamento una consegna di questo tipo. Cioè o cominciamo ad affrontare il tema dell'e-commerce in questa dimensione, oppure ci sfugge veramente un grande problema. Noi diciamo che oggi la grande distribuzione va regolamentata come che l'e-commerce va regolamentato come la grande distribuzione. Vanno nelle aree logistiche, non dove vogliono, perché devono andare dove vogliono, nei grandi magazzini, pensiamo a questo di Vigonza, vanno nelle aree logistiche che ci sono e devono avere un servizio di consegna organizzato, perché altrimenti il rischio è effettivamente che altro che il commerciante o il visitatore che inquina, questi fanno decine e decine di consegne. Per quanto riguarda la domenica, anche su questo, 2 o 3 dati vanno evidentemente però affrontati. Primo, si dice, sono aumentati i consumi, non è vero, ma non lo dico io, non lo dice Confesercenti, lo dicono i dati. Sono aumentate le vendite, perché così alla domenica si compra. Non è assolutamente vero, perché c'è un aumento delle vendite, o meglio c'è un trasferimento di vendite, dalla piccola distribuzione alla grande distribuzione, 400 milioni in provincia di Padova, grazie alla deregolamentazione degli orari, non ad altri settori. Non solo, ma l'e-commerce in questi 2 anni, che non c'era nessun vincolo di chiusura, è cresciuto del 18%. Non mi si dica quindi che è un problema quello delle aperture domenicali. L'occupazione è cresciuta a Padova del 4% nella grande distribuzione, a livello nazionale un po' di più. Però i volumi d'affari in questi 5 anni, da quando è entrato in vigore il decreto Monti, per la grande distribuzione sono aumentati di quasi il 18%, con un 4% di occupazione. Dall'altra parte sono stati chiusi a Padova migliaia di esercizi, hanno dovuto chiudere. Quanti posti di lavoro abbiamo perso? Tenendo conto che ognuno dei nostri soci, ogni attività di questa dimensione ha 2,6-2,5 addetti. Ha valso veramente la candela questo gioco? E soprattutto, francamente, il tema è quello di capire che cosa succederà domani in futuro se continueremo a desertificare le nostre città, i nostri centri. Però la battuta in chiusura, perché adesso siamo in chiusura, sì. Ma se le domeniche vengono chiuse, la gente in città non ci va? Semplicemente proprio non ci mette piede, perché ci vai quando vedi che c'è movimento, quando puoi entrare nel negozio perché hai tempo libero. La città non chiudere, la proposta non è quello che la città chiuda, non si dice questo, si dice che le città rimangono aperte e che c'è una regolamentazione, una programmazione delle chiusure festive esclusivamente per le attività fuori dai centri storici. Quindi fuori dai centri storici, quindi questo deve entrare. E per la grande distribuzione? Certo, se è fuori dai centri storici, la distribuzione all'interno dei centri storici continuerà a fare quello che faceva prima e continuerà a rimanere aperta. Tenete conto di una cosa però, che qui non si parla di un provvedimento deciso a livello nazionale, si parla di un trasferimento di poteri a livello regionale e quindi una discussione anche rispetto ai bisogni del territorio. Assolutamente. Tempo è volato, dovevamo parlare anche della questione saldi, non ce la facciamo, lo faremo la prossima volta a questo punto con altre cose che possono emergere. Grazie Maurizio Francesconi di essere stato qui con noi, grazie a voi come sempre di averci seguito. Scriveteci, sollecitateci come sempre con le vostre problematiche, i vostri temi, poi noi invitiamo i nostri esperti per approfondirli. Buon proseguimento.